Buongiorno a tutti e eccoci con una nuova parola, ovvero phos, la luce. Phos per i greci non è semplicemente la luce che colpisce gli occhi, ma è una condizione che rende il mondo intellegibile. Cioè, senza phos le cose non sono solo buie, ma sono indistinte, confuse, non separabili, non possono essere pensate. Non a caso phos è legato al verbo phaino, che vuol dire mostrare, far apparire e rendere visibile. Ciò che phainetai, cioè ciò che appare, entra nello spazio umano del linguaggio e del giudizio. Quindi la luce non crea la realtà, ma la fa emergere. E prima del phos c'è solo l'indistinto. Esiodo, ad esempio, lo dice con estrema chiarezza quando racconta l'inizio del cosmo. E che cos'è che ci dice? Che per prima cosa venne il caos. Il caos non è disordine morale, ma è assenza di separazioni, mancanza di confini. Dove non c'è luce, quindi, tutto è mescolato. Il cosmo nasce quando le cose iniziano a distinguersi, quando possono apparire come ciò che sono, quindi che hanno un ordine. La luce è il principio della differenza, cioè questo spiega perché nel pensiero greco la luce sia anche immediatamente legata al concetto di verità. La parola aletheia non significa correttezza, per esempio, o certezza, ma letteralmente è il disvelamento, con un alfa privativo più il verbo appunto e la parola leze, che vuol dire nascondimento. Quindi significa in qualche modo considerare questa verità che ci ricompare agli occhi. E Parmenide, ad esempio, dice pensare ed essere sono la stessa cosa, cioè pensare ed essere coincidono perché entrambi avvengono nello spazio della luce. Ciò che è davvero deve poter essere portato alla visibilità del pensiero. Ciò che invece resta nell'ombra è solamente un'opinione, una doxa, e quindi un'apparenza che potremmo definire ingannevole. Eraclito introduce una tensione decisiva invece, cioè dice la luce esiste, il logos è presente, però gli uomini spesso non lo riconoscono. E come mai? Lui dice esattamente di questo logos, che pure è sempre, gli uomini restano incapaci di comprensione. E qui emerge un punto fondamentale, cioè non basta che qualcosa sia illuminato per essere compreso. La luce non garantisce automaticamente la chiarezza, ma serve attenzione, serve ascolto, serve disposizione a vedere. E Platone radicalizza proprio questa intuizione nel mito della caverna. Gli uomini scambiano le ombre per realtà perché non hanno mai visto la luce vera. Però quando uno di loro esce, la luce non è immediatamente benefica, ma è addirittura dolorosa. E infatti Platone che cos'è che ci dice? Ci dice che l'educazione non consiste in qualche modo nel mettere la vista nell'anima, ma nel volgerla. Cosa vuol dire? Vuol dire che la luce non si aggiunge dall'esterno, ma si impara a guardare. E guardare davvero significa anche sopportare il disagio della verità. Quindi la tragedia greca ci mostra il prezzo umano proprio di questo disvelamento, di questa aletheia. Edipo, ad esempio, vuole sapere, vuole vedere, vuole portare tutto alla luce, però quando finalmente la verità emerge, la luce diventa insostenibile. Infatti lui esclama luce, luce, ti guardo per l'ultima volta, e addirittura alla fine della tragedia si acceca dopo aver visto. Quindi non rifiuta la verità, ne assume il peso, però diciamo che è tragico, no? La luce quindi per i greci non è innocente e chi vede diventa responsabile. Quindi la domanda è inevitabile: perché tutto questo dovrebbe interessarci oggi? Beh, perché viviamo in una civiltà dell'ipervisibilità. Tutto appare, tutto è esposto, tutto è immediatamente accessibile. Ma apparire non è disvelare, e quindi il verbo phaino per i greci non significa mostrare tutto, ma rendere distinguibile ciò che conta. Quindi il nostro problema non è la mancanza di luce, ma addirittura l'eccesso di rumore, l'eccesso di luce per certi versi, no? E la Arendt lo ha detto con chiarezza: la crisi del mondo moderno non nasce dalla menzogna, ma dalla confusione tra verità e opinione. Quando tutto è visibile allo stesso modo, nulla è davvero illuminato.
e la luce perde la sua funzione critica. Bauman parla di società liquida proprio perché mancano contorni, forme stabili, distinzioni. Tutto scorre, tutto appare, però poco si chiarisce e quindi è una condizione profondamente anticlassica. Cercare Foss, cercare luce, oggi significa recuperare un gesto antico, quindi separare, distinguere, nominare, non aggiungere informazioni, ma togliere il superfluo, non gridare più forte, ma vedere meglio e averne anche la responsabilità, non confondere la trasparenza con la verità. Quindi studiare la cultura classica serve anche a questo, cioè a imparare che la luce è una pratica etica. Illuminare significa esporsi, disvelare significa non potersi più nascondere. Quindi per i greci la luce è rischio, è responsabilità, non è conforto, è una scelta. E forse in un mondo che scambia la visibilità per la verità, cercare Foss, cercare luce, significa proprio questo, tornare a rendere il mondo leggibile. Grazie mille e ci vediamo al prossimo episodio.